Avversario trovato, Milan-Napoli. Ok, torniamo seri. Milan-Napoli, George 07. Fra, diciamo qua lo devo fare per forza. Però solo Salvio sa quanto. Intanto 4-2-1-3. Ok, mettiamo la marcatura ad Alvarez. Solo Salvio sa quanto ho provato a giocare col 4-3-3. Si parte. Milan-Napoli. Oggi si incontrano. Si parte forse? Si partirà? Si parte, attenzione, palla dentro. De Bruyne prova a pressare. Di Lorenzo, scende il capitano, se la va a prendere Di Lorenzo dentro per Kevin che prova a scendere. Va De Bruyne, prova a capire cosa fare. De Bruyne fino in fondo. De Bruyne in buca adesso per Maradona che appoggia per Lukaku, di tacco per Scott, dentro ancora per Romelu. Ero convinto di avere un'altra persona di qua. Vabbè, sta a posto. Va bene così, amici. Palla dentro, prova ad andare Teo, attacca Leao. Leao prova ad imbucare per Teo Hernandez, grande giocata qui, sembra il Milan di Pioli, attenzione Rachmani fino in fondo, palo rete, passa il Milan. Porca troia, complimenti. Gol di Hazard, 1-0. Di Lorenzo subito dentro per Buchema che prova ad andare dal capitano, niente da fare, attaccano loro ancora con Leao. Dello Botka solo per un attimo, sfortunatissimo qui, attenzione Leao, il cross in mezzo, Meret la può bloccare. Il lancio lungo di Alex, Lukaku la mette giù, Maradona prova a staccare di testa, niente da fare, attaccano loro. Di Lorenzo prova a darla in avanti, sbaglia tutto il capitano. Teo Hernandez prova ad andare da Leao, Meret spara la palla in curva, Maradona prova a staccare, niente da fare, attenzione qui, ripartono loro. Cancelo la mette giù, palla dentro, chiusura di Spina che va da Lobotka, Maradona appoggia De Bruyne che prova ad imbucare per Lukaku che però non riesce a trovare la giocata. Poi McTominay prova ad andare da Romelu, ancora Koundé chiude alla grande. Abbiamo avuto troppa fretta qui, troppa ansia. Quando abbandona ti ricordo sempre di skippare la prima. Sì, vabbè, mi dimentico sempre però. Anche se poi male non mi sta andando come avversario, intendo. Lukaku prova a staccare, De Bruyne la mette per Lobotka, Lobo allarga per Gianni Di Lorenzo, va dentro il capitano, si ferma Di Lorenzo, va da Maradona, Maradona dentro per Scott McTominay che spara la palla in curva praticamente. Peccato. Maradona, attenzione De Bruyne, Scott recupera palla, McTominay, palla dentro per Diego, non ci ho creduto in realtà in questo passaggio, vi dirò. Palla lunga di Lorenzo, palla per Lobotka, larga per il capitano, dentro per Maradona, 1-2, se ne va Gianni Di Lorenzo che la mette dentro per Lukaku, no, Romelu, no. Romelu, santo Romelu. Ter Stegen prova a rilanciare, attenzione, riparte il Milan, Lobotka prova a pressare, loro vanno dentro invece, sempre con Teo Hernandez, Teo, il cross, mamma mio Dio, Meret, che cazzo ha preso Alex? Che cacchio ha preso Alex, ragazzi? Attenzione, Odegaard, palla dentro, Cancelo, la crossa Di Lorenzo, la mette fuori Lukaku, niente da fare, attaccano loro ancora Di Lorenzo, se la va a riprendere il capitano, prova a ripartire, la alza per Maradona, che prova a staccare qui, sbaglia però naturalmente, Diego Maradona prova a pressare, palla dentro, attenzione, qui sono andati bene loro con Odegaard,
Meret prova ad andare da Buongiorno. Bukema allarga per Di Lorenzo che ha un po' di campo, non se lo prende, sbaglia qui il capitano. Rachmani anticipato alla grande da Julian, Bukema, niente da fare, incredibile. Buongiorno la mette fuori. Maradona per Lukaku, dentro per De Bruyne che prova a tenere campo. De Bruyne la allarga per Maradona, dentro ancora per Kevin, niente da fare. Lanciano loro, certo è arrivato sui piedi di uno dei meno veloci, ragazzi, il contropiede. Lobotka, Di Lorenzo, De Bruyne, Maradona per Di Lorenzo ancora, Maradona dentro per Lukaku di tacco, niente da fare. Attacca ancora il Milan, non lo stiamo attaccando nel modo giusto questo Milan per il momento. Bukema prova a chiudere su Leao e ci riesce. Di Lorenzo, Maradona, poi Scott la prova ad andare a dare a Lukaku. Maradona allunga questo pallone per Di Lorenzo che non riesce a prendersela. De Bruyne, Scott, no, ho cambiato il giocatore, Kaiser. Palla dentro, Maradona appoggia a De Bruyne. De Bruyne prova ad andare ancora da Diego. Maradona che prova ad intercettare, niente da fare, ci chiudono bene. Palla dentro, bravissimo Kevin qui che proprio non trova Scott. Alzano il pallone verso Leao che è velocissimo. Leao, Meret ci salva ancora Alex. Lobotka la mette giù, palla per McTominay che va da De Bruyne, cerca Maradona si gira Diego, niente da fare. Lobotka, palla per De Bruyne di tacco, Diego Maradona, De Bruyne, Lukaku prende palla adesso, si gira Romelu, va sul destro Romelu, dentro, la palla non trova. Differenze con FC. In che senso, Fra? Secondo me sono tantissime differenze, nonostante in qualche modo questo gioco cerca di andare verso determinate cose di FC, però ci sono comunque ancora tante differenze. Lukaku parla per Rachmani, va da Spinazzola, scende Spinazzola, niente da fare. Ancora Spina, fortunato a recuperare questa palla. Dentro per Romelu Lukaku. Maradona appoggia per De Bruyne. Mio Dio, non stava tirando. 1-1. Kevin De Bruyne. 1-1. Ah, non ho mai giocato, sono abituato a FIFA. Allora, Fra, sicuramente non ci sono i bug che trovi in FIFA. E la giocabilità per me è più fluida. Cioè, secondo me è sicuramente un po' più realistica. Poi si può parlare e disquisire di tante cose e sono anche pareri molto personali e, come dire, e soggettivi. Poi detto questo, diciamo, ci sono delle cose che secondo me mi sembrano più reali. Il gioco, cioè, per esempio su FIFA devi essere bravo anche a dribblare. Esatto, 60 metri non li vedrai mai, esattamente, devi essere bravo a dribblare su FIFA, mentre qua non è necessario essere un fenomeno nei dribbling per vincere le partite, cioè qua si può un po' più giocare a calcio. Poi è chiaro che determinate situazioni ci sono sempre, però non come su FIFA. Lukaku prova a staccare, la palla è per Kevin De Bruyne, la palla finisce a Scott McTominay, Lukaku niente da fare, prova a concentrarmi un attimo, ragazzi, scusatemi. Palla dentro Maradona, cerca Kevin, allarga per Spinazzola, si ferma Spina, imbuca per Lukaku, chiuso benissimo da Cancelo. Palla dentro adesso Spinazzola, prova a recuperare, niente da fare McTominay. Buongiorno, giocano benissimo loro qui con Hazard che va dentro, fino in fondo Hazard se la porta fuori e siamo felici così. Meret cerca la palla verso Spina che col terzo tempo la recupera, poi Buongiorno spara lontano che è meglio. Attenzione qui, palla dentro ancora, McTominay prova a pressare e se la va a riprendere, la mette pure per Lukaku, di tacco per Maradona, prova ad andare Romelu, Koundé lo chiude alla grande, rilancio lungo, secondo me servono i cambi. Bukema, Lobotka la mette per McTominay, De Bruyne, Maradona prova ad andare dall'altro lato, la palla passa incredibilmente per Romelu Lukaku, scende Lukaku che arriva al cross, calcio d'angolo, cambi. C'è una tecnica fatta bene, purtroppo no.
Purtroppo no. Questa è una gigantesca, fenomenale pecca di questo gioco. Io mi metto ancora Lucca in campo, fuori anche De Bruyne, dentro Eliffelmas, perché no, dentro Zambo, fuori anche Spina che non mi ha fatto impazzire, dentro Olivera in questa partita. E vi lascio Maradona, per il momento lascio tutto così, contropiede a Lorenzo Lucca e torniamo al match. Cambio di giocatori. Maradona, attenzione Diego, cercherà Rachmani, Diego verso Amir che proverà a spizzarla come sempre, non ci riesce, spazza il Milan, fallo laterale per noi. Anghissà non riesce a prendersi questo pallone, Elmas, proviamo ad andare a chiudere adesso con Julian che va dentro, Julian, torna Olivera, Biukema la mette fuori, poi Lobotka, Elmas, Lobo la mette per Maradona, fuori gioco. Santo Diego. Palla dentro, gran recupero palla, Maradona subito, Elmas dentro ancora per Diego Maradona che prova adesso ad andarsene, la mette per Elmas, Elmas si gira, va da Anghissà, l'abbiamo gestita veramente male questa transizione purtroppo, va Zambo, poi Biukema non riesce a recuperare, attenzione Julian, incredibile, è passato qui, non riusciamo a recuperare questo pallone, bravo Biukema, palla in calcio d'angolo. Sono tornato ora, come procede? Fra abbastanza bene per il momento. Ora stiamo pareggiando. Attenzione, il cross in mezzo, no! Mannaggia, manco fanno dei ricci. Leao, 2-1. Mi sono messo sfiga da solo praticamente. Olivera, palla dentro, Elmas non prende questo pallone, palla dentro ancora per Julian Alvarez, Lobotka, Elmas recupera palla, poi Maradona, la palla è per Anghissà, cerca Elmas dall'altro lato, scende Leaf, Elmas fino in fondo, Elmas si ferma, il cross in mezzo, Lucca, niente da fare, Maradona, palla fuori. Colpa mia, no. Ok, allora devo provare a fare una cosa adesso. Allora, mettiamo, lasciamo Elmas, tolgo Lobo, ragazzi, sacrifico un attimo Lobo, dentro Lang, proviamo ad allargare il gioco, vai. Attenzione, una sostituzione. Ter Stegen, rilancio lungo di Ter Stegen, Anghissà, palla dentro, va ancora Zambo, saltato da Teo, attaccano loro, palla dentro, Biukema, incredibile, imprendibile questo Teo Hernandez, ragazzi, imprendibile. Odegaard dalla bandierina di Lorenzo la mette fuori, Lucca la gira per Noah Lang, Lang prova ad andare senza fallo, dice l'arbitro, ancora qui Leao, palla fuori, Meret può rilanciare sempre verso Lorenzo Lucca che prova a prendere posizione, la gira per Elmas, va da Lang, la palla non arriva a Noah, palla dentro, poi qui bravissimo Buongiorno che spara lontano dall'altro lato, però sempre verso Maradona, sti passaggi alti, palla dentro Teo ancora, poi recuperiamo Di Lorenzo, prova ad andare da Lang, non riusciamo a ripartire però, Olivera, lì potevi intervenire Mati, però dai, potevi intervenire, palla proprio per Olivera che prova a cambiare tutto verso Maradona, ma mentre la palla arriva di là Teo Hernandez è già sul pallone, ovviamente palla dentro, imbucano loro e poi Buongiorno deve alzarla per forza con Lucca che la mette per Lang che si appoggia a Olivera, mamma mia, Buongiorno, la palla arriva con molta fortuna in questo caso a Anghissà, ma la perdiamo lo stesso, ragazzi, non siamo lucidi,
Bravissimo Rachmani per Anghissà, dentro per Noah Lang che prova ad andare, Lang in buca subito, avevo visto una traccia che in realtà poi non esisteva. Palla dentro, attenzione qui, Elmas, riescono a ripartire loro, Olivera a recuperare palla, poi Elmas in buca per Noah Lang ancora, Lang tiene palla e prova ad andare da solo, se ne va Noah Lang e poi calcio d'angolo. Stiamo provando quantomeno a costruirci un'occasione. Attenzione, palla per Maradona verso Rachmani che prova a metterla lì. Ancora calcio d'angolo. Ancora dalla bandierina. Attenzione, Maradona verso Lorenzo Lucca che proverà a spizzarla per Elmas. Niente da fare. Di Lorenzo prova a staccare. Poi Anghissà la mette però per Rachmani purtroppo. Riusciamo a tenerla su con Bukema, Anghissà. Poi Maradona si gira alla grande, Diego Elmas in buca per Lorenzo Lucca. La pareggia proprio lui, Lorenzo Lucca, 2-2. Ciao Anthony. Sto male per ieri, fra. Stiamo male tutti per ieri purtroppo, camma fa, fra. Capita. Elmas palla dentro, ancora attenzione Lang di tacco, la palla non filtra, attenzione Kimmich, Anghissà, proviamo a chiudere, attenzione Leao, Anghissà, niente da fare, no ragazzi, mio dio, Meret, finisce qui 2-2, porca puttana, la pareggia Lucca al 94esimo, proprio lui ragazzi. Proprio lui, il più criticato al momento è uno dei miei migliori sostituti. Perdiamo 3 punti ragazzi, però quantomeno non perdiamo ex 5000 al mondo questo,